Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Gigi Cagni contro Gigi Simoni, quasi 1500 panchine in due, sfida tra veterani al Romeo Menti per la 14ª giornata di Serie B-Win. Scontro diretto per la salvezza tra Vicenza e Gubbio. Cagni opta per un 4-4-2 con Abruscato che torna titolare in avanti al fianco di Paolucci, a centrocampo Botte e Soligo in mezzo, Mustacchio e Gavazzi sulle fasce. Simoni conferma il 4-1-4-1 che ha sconfitto il Cittadella con Gerbo al posto dell'indisponibile Sandreani. Prima dell'inizio un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione che ha colpito Genova. Subito Vicenza in avanti, 15° minuto, Soligo, la palla sul destro, tiro centrale, para Donnarumma, presa sicura da parte del portiere del Gubbio. Rivediamo il tiro di Soligo. Poi al 25° minuto c'è questa azione del Vicenza nell'area del Gubbio, c'è un primo contrasto e poi l'arbitro concede un calcio di rigore per un fallo di Cottafava ai danni di Paolucci. Rivediamo la posizione dell'arbitro vicina al giocatore che commette fallo e trasforma Elvis Abruscato. 1-0, 26° minuto. Abruscato trafigge Donnarumma. La risposta del Gubbio, Bartolucci in area di rigore, Ciofani lo stop, Bazzoffia per la corrente, Graffiedi sotto l'incrocio dei pali. Che gol, il primo centro con la sua nuova maglia per Mattia Graffiedi. 1-1 al 39° minuto. Finisce così il primo tempo. Nella ripresa per il Vicenza dentro Misuraka per Martinelli, per Cagni dunque che vuole la vittoria, un cambio dopo il riposo, ma il Gubbio che parte fortissimo, se ne va in contropiede Bazzoffia, il tiro, la parata miracolosa di Frison, libera la difesa. È ancora Gubbio però, Bartolucci dalla destra, il suo è un cross ma colpisce il palo, poi Ciofani non può deviare, rivediamo il replay, palo clamoroso su questo cross di Bartolucci. 53° minuto, entra fresco di convocazione in Under 21 Rossi, esce Mustacchio nel Vicenza e allora c'è un cross dalla sinistra, proprio Rossi di testa, la parata, poi Misuraka in rovesciata, Cottafava para, non ha dubbi il direttore di gara, rigore ed espulsione per Cottafava che va a parare in pratica il pallone scagliato da Misuraka e Abruscato segna il gol del 2-1, trasforma il secondo penalty di giornata, 8° centro in campionato per lui. Simoni risistema i suoi, toglie Ciofani, inserisce Almici, ma c'è questo brutto pallone perso da Raggio Garibaldi, se ne va Rossi, assist al bacio per Abruscato, il cucchiaio, 3-1, Elvis Abruscato si porta a casa il pallone, tripletta, 9° centro stagionale per lui sui 15 totali del Vicenza e sono 104 gol in carriera in gare di campionato tra i professionisti. Passano 2 minuti, Abruscato potrebbe addirittura fare poker, ma Donnarumma riesce con i piedi a salvare, sorride Abruscato. C'è ancora Rossi che inventa per Paolucci, il tiro di sinistro esterno della rete per un Vicenza che è padrone del campo in superiorità numerica. Ancora Abruscato nel finale, a tu per tu col portiere, si mangia un gol già fatto, non ha più forze il capitano che viene sostituito, standing ovation per lui. Finisce 3-1 per il Vicenza, Cagni procura il primo dispiacere a Simoni, guadagna 3 punti d'oro in chiave salvezza e se mai ce ne fosse stato bisogno ottiene la prova che il Vicenza non può fare a meno di Abruscato.